Più servizi e maggiore attenzione alla fragilità del territorio. La strada per un turismo sostenibile è individuata nel dibattito organizzato dalle parrocchie di Santa Margherita Ligure sullo sfondo, un settore che sta cambiando. Chiavari si è accesa di blu in occasione della giornata per l'autismo, corteo dal centro verso il mare, dove i partecipanti hanno lanciato tra le onde centinaia di barchette azzurre. La Corte dei Conti ha respinto il piano di riequilibrio del comune di Lavagna, già bocciato in primo grado dal Tribunale Ligure. Ora la commissione prefettizia dovrà deliberare lo stato di dissesto finanziario. Taglio del nastro a Borgonovo di Mezzanego per il nuovo impianto polisportivo e polifunzionale intitolato a Don Machiavelli. Diverse le strutture realizzate, intervento costato quasi 600.000 euro. Inaugurato il nuovo ufficio di informazione turistica a Lavagna, realizzato con i proventi della tassa di soggiorno 2018, sarà gestito in convenzione con Mediterraneo Servizi. Una ventina di migranti accolti a Santa Margherita Ligure nel progetto SPRAR. 3 di loro, 3 giovani somali, hanno raccontato la loro storia che è stata raccolta in un volume. Le competenze trasversali, le soft skills, sempre più importanti nella ricerca dell'impiego di domani. I giovani del Tigullio chiedono strumenti per svilupparle e sognano il lavoro autonomo. Accolti nella casetta gialla del centro Chiarella di San Pier di Canne a Chiavere gli 8 migranti provenienti dai CAS di Belpiano e Recco. 4 vengono dalla Nigeria, 2 dal Ghana e 2 dal Mali. La strada per Portofino è stata inaugurata, il vescovo ha impartito la benedizione, i bambini hanno tagliato il nastro, un fiume di gente ha raggiunto a piedi Portofino partendo da Santa Margherita Ligure. Sarà necessario un anno per il ripristino della sede della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure. Oltre alla ristrutturazione è necessaria la messa in sicurezza, ieri la visita del comandante generale. Siglato a Genova l'accordo fra sindacati e ATP, dal 1 luglio i lavoratori tornano a stipendio pieno. Era stato decurtato nel 2013. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, parliamo di turismo andando a Santa Margherita Ligure per rendervi conto del convegno che le parrocchie della cittadina hanno organizzato proprio per portare avanti la discussione su questo tema. Vediamo. Puntare sui gioielli naturalistici e culturali e sui servizi per far crescere il Tigullio con la consapevolezza nuova scaturita dalla mareggiata di fine ottobre. Nel convegno sul turismo sostenibile organizzato a Santa Margherita il racconto della drammatica notte del 29 ottobre da parte del comandante della Capitaneria di Porto Antonello Piras. Il delegato al turismo di Confindustria Tigullio Andrea Fustinoni ha descritto come sta cambiando il turismo fra nuovi potenziali clienti e social media. Parlavamo fino all'altro ieri dei millennials. Adesso si parla invece della generazione Z, che è la generazione che va tra i 9 e i 16 anni e che è una generazione che si sta allontanando dai social, sta prendendo più coscienza anche di quella che è la fragilità del pianeta. Se mantiene queste sue caratteristiche che sono già oggetto di studio, sarà una generazione che chiederà comunque non soltanto determinate messe in sicurezza su quello che è l'ambiente, ma soprattutto tenderà a scegliere di vivere un'esperienza a stretto contatto con la natura. La bellezza del territorio è tale che talvolta non la si vede nemmeno più, dunque occorre consapevolezza e amore. Quanto noi amiamo, quanto noi siamo consapevoli del suolo in cui mettiamo i piedi, dei quadri e delle sculture e degli affreschi, di questi luoghi bellissimi in cui siamo chiamati a vivere. È un dono comunque, no? Provvidenziale, siamo nati qui, siamo qui, ci troviamo come anelli di una catena a cercare, ognuno per la sua vocazione, ognuno per il suo carisma, ognuno per il suo essere, a tenere assieme questo territorio che è fragilissimo. Creare occupazione a partire dalla bellezza, trovando strade di collaborazione fra pubblico e privato e incentivando forme di residenzialità che sottraggano quote di mercato immobiliare agli affitti turistici per restituirli ai residenti e puntando così sulle nuove forme di lavoro oggi possibili. E questo potrebbe essere una soluzione anche per il futuro, cioè quello di ripopolare i nostri comuni con persone che scelgono i nostri comuni per la qualità della vita che abbiamo. Ovviamente per avere questo dobbiamo avere per esempio una mobilità, quindi dei servizi
i tempi di percorrenza di un treno tra Milano e Genova e ancora peggio tra Genova e Santa Margherita e Rapallo sono gli stessi, se non peggio, di 30-40 anni fa. Martedì adesso era la giornata per la consapevolezza sull'autismo, diverse le manifestazioni in tutta la regione, anche a Chiavari un corteo ha attraversato la città per raggiungere il mare, dove i partecipanti hanno lanciato tra le onde decine e decine di barchette azzurre, un modo per tenere alta l'attenzione su questo tema. Vediamo com'è andata. Le piccole barchette di carta blu lasciano la riva cullata dalle onde del mare. Si è conclusa così a Chiavari la manifestazione in blu verso il blu promossa in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. Centinaia di partecipanti, ragazzi delle scuole, ospiti dei centri del Benedetto Acquarone e dell'Anfas di Chiavari, genitori ed educatori che, partiti da piazza Matteotti colorati di blu come l'acqua della fontana, hanno attraversato il Carruggio, proseguendo in marcia sulla passeggiata a mare, hanno raggiunto piazza Gagliardo, dove si è svolto il momento conclusivo. Il senso della giornata è quello di poter sensibilizzare appunto la cittadinanza all'autismo e anche quello di condividere un momento insieme facendo con le persone con autismo una cosa che a loro piace, come camminare, e vivendo appunto un momento di gioia insieme. Qual è l'incidenza dell'autismo sul nostro territorio, i numeri? Ma i numeri ormai sono purtroppo piuttosto alti, in generale si parla di una prevalenza addirittura di un 4% nella popolazione, questo è anche dovuto, diciamo, a nuovi criteri diagnostici che coprono un ventaglio un po' più ampio di manifestazioni. Sicuramente il fenomeno è un fenomeno in crescita e il disturbo del comportamento, che spesso si associa soprattutto in alcune fasce di età, è una situazione molto delicata che richiede interventi specifici e mirati. Effettivamente c'è tante parole, ma poi aiuto concreto, sostanziale non ce n'è. Cioè, se non ci fossero i centri, anziché le cose, ma non assolutamente cose sulle quali le famiglie concretamente possano contare. Di cosa ci sarebbe bisogno? Che cosa chiedono le famiglie? Le famiglie innanzitutto chiedono la sensibilizzazione verso questi ragazzi e tutti i problemi che hanno intorno, non solo il ragazzo ma proprio anche la famiglia, il genitore, i fratelli, le sorelle, chiedono queste cose. La politica amministrativa adesso, perché il comune di Lavagna andrà in dissesto, infatti è stato bocciato il piano di riequilibrio presentato dalla Commissione da parte della Corte dei Conti, a breve dunque ci sarà la dichiarazione del dissesto, cerchiamo di capire cosa succederà inizialmente con questo servizio e poi ne parleremo anche nel nostro approfondimento, vediamo. Sarà una doppia gestione quella a cui andrà incontro il comune di Lavagna. Da una parte il sindaco, il cui nome uscirà dalle prossime elezioni, attese da 3 anni, dall'altra la commissione di liquidazione. A spiegarlo il dottore commercialista Marco Rossi. La commissione è un organismo che sarà composto da 3 persone, nominate dal Presidente della Repubblica. Potranno essere dipendenti ministeriali, prefetti e così via. A loro il compito di accertare tutti i debiti e i crediti maturati al 31 dicembre 2018, spiega Rossi, ossia la gestione che precede la delibera di dissesto. 2 gestioni differenti dunque. Il sindaco si occuperà delle risorse nuove, quelle che emergeranno dal nuovo bilancio, la commissione di quelle pregresse. Accertati i debiti accumulati e i crediti, l'organismo dovrà fare un riparto e avviare il recupero finanziario. Ci sono diverse strade, sottolinea Marco Rossi. Intanto le imposte. Le aliquote resteranno ai livelli massimi. Secondo, la possibile alienazione di beni comunali. Terzo, un'eventuale riduzione del personale. Non vuol dire che i dipendenti resteranno a casa, spiega Rossi, ma che saranno avviate procedure di mobilità volte alla loro ricollocazione. In questa situazione di fallimento, va avanti il commercialista, gli importi dovuti ai creditori non saranno totalmente pagati, ma saldati in modo proporzionale. È la prima volta che un comune del Tigullio viene interessato da un dissesto finanziario, una situazione che Lavagna affronta dopo 3 lunghi anni di commissione straordinaria, imposta dallo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. Il piano di riequilibrio finanziario presentato dai commissari era stato rigettato lo scorso dicembre dalla Corte dei Conti della Liguria nella sua funzione di controllo, una sentenza alla quale il comune ha fatto ricorso. Questa mattina a Roma le sezioni riunite del Tribunale Contabile lo hanno respinto. Ora non ci sono più possibilità. Il comune, si legge in una nota dei commissari, procederà a dichiarare il dissesto finanziario.
Ancora la politica amministrativa. Nei telegiornali di giovedì siamo andati a Borgonovo di Mezzanego per l'inaugurazione del nuovo complesso polisportivo che è stato intitolato a Don Machiavelli e poi è stato inaugurato l'ufficio informazioni turistiche di Lavagna, sarà gestito in convenzione con Mediterraneo Servizi, e poi il racconto di 3 migranti dei 20 che sono ospiti a Santa Margherita Ligure dello SPRAR, che raccontano in un volume la loro storia. Vediamo. Un campo di calcio in sintetico a 5 spogliatoi, 2 campi da bocce, un'area giochi per i più piccoli e un edificio servizi che andrà ad ospitare uno studio medico, la pubblica assistenza e un piccolo circolo ricreativo. 600.000 euro il costo per la realizzazione del nuovo impianto sportivo di Borgonovo di Mezzanego, realizzato dal comune e intitolato a Don Roberto Machiavelli. Questo qua era un campo in terra battuta da 8-9 persone, dove ci siamo cresciuti da bambini, siamo diventati grandi su questo campo. Man mano però ha perso questa funzione, per cui siamo trovati di fronte alla necessità di voler riqualificare questa zona, mantenendo comunque la funzione sportiva di questo campo. Da qui è nato questo progetto di riqualificazione che ha permesso di creare un campo a 5 in sintetico omologato dal CONI, campo da bocce, campo multifunzionale basket e pallavolo, più un'area giochi per i bambini più piccoli, e questo edificio polifunzionale dove ci sono gli spogliatoi del campo da calcio, ma ci sono anche questo locale che sarà allestito a circolo ricreativo, e la parte ulteriore di questa struttura che sarà destinata ad ambulatorio del medico di base, ed la proposta è per spostare la Croce Bianca in questa struttura con la protezione civile. A completare il complesso anche un impianto di produzione solare, termico e fotovoltaico da 20 kW realizzato grazie ad un bando regionale. L'intero complesso sportivo sarà dato ora in gestione per i prossimi 5 anni alla realtà vincitrice del bando di gara. Ci sarà un gestore che dovrà mantenere aperto il campo per i più piccoli, il parco giochi con orari prestabiliti con l'amministrazione comunale, mentre nel campo di calcetto, anche qua con la scuola calcio del Carasco, saranno organizzati dei corsi in maniera da avere una fruizione piena, mentre negli orari serali sarà affidato al gestore anche per integrare gli incassi del campo. Andiamo? Eccoli. Siamo orgogliosi di riuscire ad aprire l'ufficio del turismo in sinergia con il Comune di Lavagna. I proventi sono derivati dalla tassa di soggiorno 2018. Abbiamo la speranza di riuscire a non chiuderlo, perché per noi è importante, non è solamente il punto di incontro per gli albergatori o i turisti, ma per tutta la cittadinanza di Lavagna, che qui dentro avranno informazione di eventi e quant'altro che succede nel comprensorio, non solamente qua in Lavagna, perché lavoriamo in sinergia anche con il vicinato, cioè Chiavari e Sestre Levante. Invito anche le case vacanze, che è una realtà oggigiorno, a interfacciarsi con noi, prendere tutto il materiale possibile in maniera da poter dare informazione al turista che va nelle case vacanze e associarsi nella nostra associazione in maniera da poter sviluppare, promuovere in maniera più efficace il nostro territorio. Si amplia il lavoro del Mediterraneo sul territorio, una convenzione con il Comune per garantire l'apertura dell'ufficio turistico. Sì, dopo appunto l'ufficio turistico di Sestre e anche il servizio per Castiglione Chiavarese, parte adesso il servizio su Lavagna, fatto tramite il Comune, ma soprattutto l'associazione albergatori e gli operatori turistici, che hanno deciso di fare questo appunto accordo con noi, e adesso aprirà praticamente aprile, maggio, 4 giorni alla settimana, il giovedì, venerdì, sabato e domenica, e poi dal 1° di giugno invece apertura 7 giorni su 7 per tutti e 4 i mesi estivi fino alla fine di settembre. Si è appena concluso il Discover Italy, che estate sarà per il Tigullio e per il comprensorio? Ma diciamo sicuramente è ancora presto per dirlo. Il flusso di prenotazioni, sentendo un po' in giro diciamo le principali associazioni albergatori, forse c'è ancora un po' di calo rispetto all'anno scorso. Adesso credo che con la riapertura della strada per Portofino ci sarà un grosso impatto mediatico da questo punto di vista sui media nazionali, e quindi anche il turismo di prossimità, insomma lombardo e piemontese, tornerà ad affluire nel Tigullio senza problemi.
3 ragazzi in fuga. Con questo titolo l'assessore all'istruzione di Santa Margherita Ligure, Betty Tassara, e la responsabile dei servizi bibliotecari cittadini, Marina Marchetti, hanno raccolto in un volumetto le storie di 3 ragazzi somali scappati dalla loro terra, approdati al CAS di Genova e successivamente a Santa Margherita Ligure, quando nel novembre dello scorso anno è stato attivato il progetto SPRAR, ovvero l'accoglienza diffusa dei migranti sotto l'egida pubblica. È un progetto che vede la governance del comune, l'ente attuatore è l'ANSA del Vasto e in parte anche la collaborazione del Villaggio del Ragazzo. Sono ospitate una famiglia siriana, papà, mamma e 2 ragazzi adolescenti in uno dei 2 appartamentini in via Favale, nell'altro c'è una mamma con 2 bimbi piccoli e qui ci sono attualmente 14 ragazzi di diversa provenienza. Abbiamo Pakistan, Mali, Gambia, Somalia, Senegal. I primi 3 giovani ad arrivare avevano già iniziato un percorso di integrazione e scolarizzazione. Mancavano 4 ore e io mi sono prestata volontariamente a completare questo percorso e da lì è nato il progetto di raccontare, cioè di conoscersi reciprocamente, studiando un pochino il loro percorso. Bene, Italia bene. Io ho arrivato in Italia nel 2016, arrivo qua. Santa Margherita io arrivo 2018, ultima mese novembre arrivo qua. Santa Margherita bene, io contento di Santa Margherita. La storia di questi ragazzi è stata presentata nel corso di un semplice incontro pubblico nella ex casa dei padri Giuseppini, al quale ha partecipato anche il vescovo di Chiavari in visita pastorale. Il progetto è destinato a proseguire. Andremo avanti con tutti gli altri in modo che ognuno possa essere riconosciuto, riconoscersi ed offrire qualche frammento dalla propria storia, dal proprio paese. Parleremo ancora di migranti, 8 quelli che sono stati accolti nella casetta gialla del centro Franco Chiarella di Chiavari, provengono dai CAS di Belpiano e di Recco. E poi per quanto riguarda il lavoro si è svolto a Chiavari un convegno organizzato dalla diocesi al centro le competenze trasversali. Iniziamo proprio da questo servizio. Precisione, resistenza allo stress, problem solving sono alcune delle famose soft skills tanto ricercate oggi in ambito lavorativo. Sono state loro, in italiano tradotto in competenze trasversali, al centro del convegno Giovani e Lavoro, Saper Fare e Saper Essere, organizzato dall'Ufficio Pastorale del Lavoro della Diocesi di Chiavari all'Auditorium San Francesco. Ancora una volta i giovani studenti del Tigullio sono stati i protagonisti di una ricerca sociologica condotta da SVG e che ha messo al centro le competenze e le aspettative dei lavoratori di domani. Il lavoro dei sogni per i ragazzi intervistati, forse a sorpresa, è quello autonomo, cercato e voluto con tenacia e caparbietà, mentre viene denunciata la mancanza di soggetti che aiutino a sviluppare la creatività, cosa che la scuola oggi non riesce a fare. Del lavoro se ne parla, ma non in maniera così approfondita, specialmente nella parte delle competenze trasversali di cui poi si parla. Si tratta di questo nell'alternanza scuola-lavoro, ma in classe non molto. Nel corso delle settimane precedenti al convegno, gli studenti coinvolti hanno potuto fare esperienza di lavoro di gruppo e mettersi alla prova per cercare di capire quali indicazioni dare ai diversi interlocutori presenti, tra cui l'assessore regionale Ilaria Cavo. Diversi i punti emersi. La collaborazione con tutti gli altri ragazzi, la divisione del lavoro e anche rispettare determinati limiti, quindi ad esempio nella consegna del nostro lavoro. Per la comunicazione è veramente importante la competenza multilinguistica, poi ovviamente c'è quella digitale che anche quella serve molto, ma soprattutto nel mio caso quella imprenditoriale. E sempre tornando sull'importanza delle soft skills, è arrivata anche una proposta concreta per cercare di potenziarne lo sviluppo e la formazione. L'insegnamento è quindi nell'intercettare le soft skill, insegnandole e a questo fine avere un'agevolazione da parte delle istituzioni locali creando un ufficio ad hoc in modo tale che poi possano dare delle agevolazioni sotto forma di contribuzione dell'IRAP a favore di questo intervento che può portare vantaggio ai giovani nell'inserimento nel mercato del lavoro.
4 di loro arrivano dalla Nigeria, 2 vengono dal Mali e 2 dal Ghana. Sono in Italia da 2 anni, hanno studiato l'italiano, qualcuno ha già un lavoro, quasi tutti giocano a calcio in squadre di Recco, della Fontana Buona e di Genova. Gli 8 migranti hanno passato la loro prima notte nella Casetta Gialla, la nuova struttura di accoglienza gestita dal villaggio del ragazzo al centro Franco Chiarella di Chiavari, che sarà la loro nuova casa in un cammino di integrazione iniziato per la maggior parte di loro a Recco. Il CAS di Recco chiude perché l'intenzione è quella di aprire uno SPRAR tra l'associazione Cesto e il comune, e quindi la prefettura ci ha sollecitato in un certo senso a ricollocare questi ragazzi e noi abbiamo trovato questa soluzione che devo dire è stata ottimale. Ecco, ha richiesto un lavoro intenso, però è stata ottimale e abbiamo deciso di rimetterci in gioco, di ripartire in tutti i sensi, anche perché il nuovo bando della prefettura prevede dei tagli alle risorse, dei tagli anche per certi aspetti alle spese per l'integrazione e quindi è proprio una ripartenza, un po' si rivive quello che abbiamo già vissuto nel 2015-2016. Gli 8 ragazzi avranno momenti di vita insieme negli spazi dei 2 appartamentini. A seguirli e ad aiutarli alcuni operatori che saranno una presenza discreta ma vicina. I ragazzi dovranno condividere le stanze. C'è un piano dove sopra c'è un operatore che dovrà seguire loro e che sono io, e un'altra stanza è una stanza da 3 persone. Mi fa piacere perché aiutare è la nostra missione, quindi essendo africani, anch'io sono africano, mi piacerebbe che loro abbiano anche una vita migliore, quindi sarà per me un'esperienza positiva. Pur provenendo da diversi paesi africani, hanno imparato in questi anni a condividere la vita insieme e per molti di loro lo sport è diventato elemento fondamentale di integrazione. Tutti i ragazzi giocano in squadre della zona, un ragazzo gioca nella 3ª categoria della Calvarese, se non erro, e gli altri sempre sul territorio di Recco e alcuni addirittura vanno a giocare a calcio a Genova. E finalmente, dopo mesi di chiusura e di lavori ininterrotti, è stata riaperta la provinciale 227 per Portofino. Una grande festa ha caratterizzato il momento dell'inaugurazione, la benedizione del vescovo e il taglio del nastro da parte dei bambini. Vi racconteremo questo momento di festa, ma anche, restando a Santa Margherita Ligure, la visita del comandante della Guardia Costiera ai locali distrutti della sede della Capitaneria di Porto. Servirà un anno per ripristinare la sede, queste le sue parole. E poi a Genova è siglato l'accordo fra sindacati e ATP sulla reintroduzione piena dello stipendio dei lavoratori che era stato decurtato nel 2013. Vediamo tutti i servizi. C'era questo collegamento interrotto che isolava la baia di Paraggi e il borgo di Portofino, quindi una parte stanita a Portofino. Dopo tanti mesi in regime emergenziale, con l'urgenza di ricostruire questa strada in tempo utile per l'estate, anche per salvaguardare il comparto turistico, ricettivo e imprenditoriale, il risultato è stato ottenuto grazie alla collaborazione e alla sinergia dei nostri comuni con Regione Liguria e con Città Metropolitana, quindi anche una festa della buona politica che sostituisce il conflitto con la sinergia, che punta a obiettivi comuni e che li raggiunge nei tempi debiti. Ce lo meritiamo, se lo merita il sindaco di Santa Margherita, se lo merita il sindaco di Portofino e se lo merita il Tigullio, ma soprattutto lo ritengo che sia un esempio di una buona politica, la politica con la P maiuscola, una politica che in 5 mesi ha dato dei risultati concreti, sembrava impossibile, dal 28 ad oggi sono trascorsi solamente 5 mesi e riavere una strada secondo me non è poco. Il messaggio che lancerei io è che non sia una cosa isolata questa festa, cioè la promozione del territorio va continuata a fare, andava fatto prima, questo è il mio piccolo appunto. Subito dopo la mareggiata, comunque adesso bisogna comunicare al mondo, non solo a Santa Margherita, che il Tigullio è pronto, riparte e continuare, partecipare alle fiere internazionali, tappezzare gli aeroporti europei di manifesti, insomma farci vedere nei cinema stranieri, nelle televisioni straniere. Dopo tutta la distruzione che abbiamo visto, ma anche la forza e la capacità di reagire, e poi affidare la giornata di festa ai bambini è il messaggio di speranza più bello che ci possa essere. Quindi, e poi è bellissimo il messaggio che siamo uniti, Rapallo, Santa Margherita e Portofino, perché credo che sia fondamentale far capire che se uno è in difficoltà, in questo caso poi per di più se è Portofino, il fatto che gli altri comuni si stringano a fianco è bello, quindi viviamoci questa giornata con le famiglie.
L'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure riveste un ruolo strategico per la città e per l'intero Golfo. Il servizio, svolto a tutela del territorio e della corretta navigazione, è offerto ad un numero considerevole di diportisti, croceristi e appassionati del mare. Santa Margherita Ligure è l'ufficio che ha iscritte più barche, tra quelli che hanno iscritte più barche in tutta Italia. Oltre 6.000 unità da diporto sono iscritte in questi registri. È un ufficio quindi che è al servizio dei pescatori, ma anche di tutti coloro che d'estate vengono qui in questi luoghi a trascorrere il loro tempo libero. La mareggiata del 29 ottobre scorso ha letteralmente distrutto la sede del Circomare San Margheritese, temporaneamente trasferito a Villa Durazzo. Superata la fase dell'emergenza, ora si sta lavorando alla ricostruzione e messa in sicurezza dello stabile. I lavori di ripristino dell'ufficio dovranno essere mirati non solo a ripristinare ciò che questa eccezionale mareggiata di qualche mese fa ha prodotto, ma anche a far sì che nel caso in cui accadesse qualcosa di estremamente importante come è accaduto mesi fa, ciò che è accaduto non avvenga più, cioè che non si distrugga questo ufficio, che peraltro è l'ufficio che deve dare sicurezza agli altri. A che punto è il progetto di ricostruzione della vostra sede? Sì, in questo momento il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Genova ha già terminato la realizzazione del progetto preliminare. Siamo nella fase in cui è in corso di stesura il progetto invece definitivo, che poi sarà quello che materialmente verrà messo a bando affinché possano poi partire i lavori. È prevista la durata di circa un anno, è un progetto molto importante per noi perché consentirà appunto di migliorare le condizioni di sicurezza della struttura, facendo sì che diventi, oltre che un presidio di sicurezza per gli stessi componenti della Guardia Costiera, anche un eventuale luogo di rifugio nel momento in cui si dovesse verificare un'emergenza, per far sì appunto che gli altri utenti si possano rifugiare all'interno dello stesso. Si conclude una vicenda iniziata quasi 6 anni fa. ATP ricomincerà a derogare ai dipendenti la quota di stipendio decurtata nel 2013 per far fronte all'imminente fallimento. È questo in sintesi il contenuto dell'accordo sindacale sottoscritto ieri a Genova, un documento che mette nero su bianco la conclusione della procedura che aveva portato i lavoratori a sostenere a proprie spese la situazione di crisi finanziaria in cui versava l'azienda. La vicenda è nota. Nel 2013, ad un passo dal fallimento, ATP siglò un concordato che prevedeva, fra le altre cose, il taglio di una fetta dello stipendio dei lavoratori. La fetta mancante dell'integrativo decurtato allora è stata poi reintegrata, ma solo in parte. Ieri, invece, la restituzione della quota mancante. Al vertice hanno preso parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, il sindaco della città metropolitana Marco Bucci, il consigliere incaricato Claudio Garbarino, l'assessore del comune di Genova Stefano Balleari, l'amministratore unico di AMT Marco Beltrami e di ATP Esercizio Enzo Sivori. Lo stipendio dei lavoratori verrà reintegrato anche grazie al contributo degli enti pubblici. Da parte di ATP oggi c'è la volontà di proseguire in un percorso di rafforzamento dei servizi offerti al territorio perché, si legge in una nota, migliorare la gestione significa migliorare la redditività. Analogo auspicio per le organizzazioni sindacali. L'accordo è stato sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, FAISA, CISAL, UGL e USB. L'azienda ora, per i sindacati, dovrà rafforzare il capitale concretizzando l'obiettivo dell'unificazione delle 2 aziende di trasporto pubblico locale che operano nell'area metropolitana di Genova e garantendo così un servizio di qualità ai cittadini. E in chiusura dunque il nostro approfondimento, come annunciato il tema è quello del dissesto finanziario del Comune di Lavagna. Ne abbiamo parlato con uno dei 3 membri della commissione prefettizia che sta guidando ormai da 2 anni a questa parte l'amministrazione lavagnese, il dottor Parente, con il quale appunto abbiamo parlato del dissesto, che cosa succederà adesso per i cittadini, ma anche abbiamo affrontato anche il tema della lotta alle infiltrazioni mafiose, ragione per la quale era stata sciolta proprio l'assemblea, il Consiglio Comunale di Lavagna. Una lunga intervista in cui tocchiamo tutti questi punti. Vi lascio dunque al nostro approfondimento e l'appuntamento con il TG Guardando la Settimana torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Ve lo aspettavate questa sentenza? Allora, nutrivamo sinceramente un cauto ottimismo.
perché insomma ci sembrava che con le misure che avevamo adottato, con gli accordi di rateizzazione con i maggiori creditori del Comune, penso alla Porto di Lavagna oppure ai titolari di risarcimenti danni che erano stati riconosciuti per gli espropri illegittimi che erano stati attuati decenni fa, insomma pensavamo di aver costruito un piano che consentisse comunque di rientrare nel debito in maniera celere e ordinata con un'amministrazione oculata. Queste speranze insomma, si sono rivelate infondate, per cui insomma, prendiamo atto della sentenza, aspettiamo di conoscere le motivazioni e dopodiché insomma, siamo vincolati a dichiarare il dissesto, insomma, ci comporteremo di conseguenza. Primo atto sarà appunto una delibera che prenderà atto della sentenza. Sì, dovremmo adottare una delibera con i poteri del Consiglio che prenderà atto della sentenza. La delibera verrà inviata al Ministero dell'Interno e alla Procura della Corte dei Conti e dopodiché il Ministero dell'Interno insomma, individuerà le persone che faranno parte dell'organismo straordinario di liquidazione che verrà poi nominato con decreto del Presidente della Repubblica e si insedieranno insomma, e cominceranno a determinare quella che è tutta la massa passiva e poi dopo in base a quelle che saranno le risorse dell'ente verranno liquidati proporzionalmente tutti quanti i creditori del Comune. Cosa cambia per i cittadini questa decisione? Allora, per i cittadini diciamo, è previsto dalla norma che dopo la dichiarazione di dissesto tutte quante le aliquote insomma, delle tasse vengano tenute al massimo per i prossimi 5 anni, per cui sarà questo l'effetto maggiore della dichiarazione di dissesto. Aliquote che sono comunque già ai valori massimi? Aliquote che attualmente sono ai valori massimi, ma che dopo il 2021, nel caso insomma, fosse stato approvato il piano di riequilibrio, potevano anche essere riviste a ribasso qualora la situazione economica fosse migliorata. Con la dichiarazione di dissesto la norma prevede che appunto vengano tenute al massimo per i prossimi 5 anni. Per il nuovo sindaco, il futuro sindaco si andrà a votare il 23, il Ministero lo ha deciso, il 23 maggio, che cosa cambia per il nuovo sindaco? Allora, il nuovo sindaco dovrà gestire praticamente l'ordinario e il futuro dell'amministrazione di Lavagna, per cui praticamente tutta la liquidazione della massa passiva che si è creata a causa insomma, delle scelte assunte in passato verrà gestita dall'organismo straordinario di liquidazione, per cui diciamo, sarà liberato ecco, da questo fardello. Dall'altro lato insomma, avrà dei vincoli che saranno determinati dai vincoli che derivano direttamente dalla legge, per cui dovrà essere rideterminata la pianta organica del personale. Sul punto c'è da dire che attualmente, grazie ai pensionamenti che sono previsti per il prossimo futuro di alcuni dipendenti del Comune e al fatto che comunque per gli altri è stato concesso in nulla osta la mobilità, diciamo che non ci dovrebbero essere problemi riguardo ad eventuali esuberi. Ci saranno comunque funzionari, comunque dipendenti del Comune che dovranno lasciare l'amministrazione di Lavagna per trovare un'altra sistemazione nelle altre amministrazioni? Per quella che è la situazione attuale non si dovrebbe verificare questo problema, perché come dotazione organica, secondo i parametri previsti dalla norma, il Comune di Lavagna dovrebbe avere 81 dipendenti e al momento la pianta organica, al netto dei pensionamenti che ci saranno nel prossimo futuro e di alcune mobilità che già sono state autorizzate, dovrebbe essere è composta da 82 persone, per cui c'è diciamo, la concreta possibilità che insomma, non ci siano posizioni di esubero. Ecco. Tornando sempre al primo cittadino, al futuro sindaco, che Comune trova dal punto di vista finanziario, che margini di manovra potrà avere per comunque avere investimenti, pensiamo anche alle iniziative per l'estate, la programmazione turistica e quant'altro?
Allora, è naturale che le risorse saranno contingentate. Allora, quello che posso dire è che rispetto alla situazione che c'è stata nel recente passato, attualmente il Comune ha una disponibilità di cassa importante, non ricorre più all'anticipazione di cassa, per cui si potrà far fronte agli impegni ordinari per la gestione dei servizi essenziali. Naturalmente sarà necessaria una gestione oculata. Penso a molte manifestazioni che comunque potranno continuare a essere finanziate grazie ai proventi della tassa di soggiorno. È naturale che finanziare manifestazioni singole che abbiano un impatto notevole sul bilancio comunale sarà più difficile, per cui anche da questo punto di vista si potrà pensare magari a ricorrere a sponsor privati per cercare comunque di garantire queste manifestazioni, o comunque magari rivalutare modalità diverse e più economiche per il Comune per garantirle. Stiamo pensando alla Torta dei Fieschi, per esempio. Una delle manifestazioni, ad esempio, la Torta dei Fieschi, già è previsto un finanziamento con la tassa di soggiorno che è stato concordato anche con le associazioni di categoria lavagnesi. È normale che si tratta di un finanziamento che non è equiparabile a quello che è stato garantito gli anni precedenti, per cui sarà necessario magari trovare sponsor privati o comunque magari pensare a modalità di organizzazione che siano più economiche per il Comune. Che esperienza è stata questa che si chiude qui a Lavagna per la Commissione? Allora, è stata sicuramente un'esperienza molto impegnativa. Ci siamo trovati ad affrontare molte difficoltà, tra cui una delle difficoltà principali è stata quella della situazione finanziaria del Comune, che comunque ci ha impegnato per l'arco dei 2 anni di commissione straordinaria. In più abbiamo dovuto portare avanti praticamente il lavoro di riorganizzazione della struttura amministrativa anche per combattere i condizionamenti della criminalità organizzata, che poi è il compito principale per il quale il Comune è stato sciolto. Però comunque è stato anche un periodo ricco di soddisfazioni. Siamo riusciti ad intervenire sulla struttura organizzativa del Comune, cercando di renderla meno permeabile ai condizionamenti esterni. Siamo riusciti ad intervenire su alcuni abusi edilizi che erano stati commessi sul territorio. Penso tra tutti alla demolizione della Veranda Ostigoni, che comunque era stato anche uno dei problemi che poi aveva portato allo scioglimento del Comune. Per cui mi sento di tracciare un bilancio comunque positivo. Certo, per noi sarebbe stato un riconoscimento importante anche evitare la situazione di dissesto. Quello che posso dire è che abbiamo veramente impiegato tutte quante le risorse disponibili per cercare da un lato di far emergere tutti i debiti che si erano accumulati nell'arco degli ultimi 20-30 anni, perché poi la cosa importante era portare a galla tutto quello che era rimasto nascosto, e dall'altro lato cercare comunque di pianificare un intervento che consentisse di recuperare nel tempo questi debiti, garantendo e assicurando comunque i servizi essenziali alla popolazione. Pensavamo di aver adottato un piano che riuscisse a contemperare queste due esigenze, ma la Corte dei Conti è stato di avviso diverso, per cui aspettiamo di leggere le motivazioni. La mafia, si può dire che comunque adesso a Lavagna è più difficile che riesca a interagire con la pubblica amministrazione? Allora, abbiamo adottato una serie di accorgimenti che consentono di dare maggiore libertà ai dipendenti nell'esercizio del loro dovere, per cui di essere meno condizionati dall'esterno, eccetera. Penso a alcuni regolamenti su cui siamo intervenuti, che riducono in parte la discrezionalità della pubblica amministrazione per consentire un maggiore rispetto delle regole, o che comunque garantiscono una migliore trasparenza.
violenza. Sul giudizio se la mafia è lontana dal comune, allora noi riteniamo di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari e di aver agito appunto per contrastare questo rischio. Poi naturalmente la risposta l'avremo ex post, nel senso che se non si verificherà di nuovamente una situazione del genere, allora vorrà dire che avremo adottato tutte quante le misure per evitare condizionamenti, cioè avremo adottato tutte le misure efficaci per evitare condizionamenti.